Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Una squallida storia di violenza, vittima una tredicenne cosentina. Per 2 anni il convivente della mamma avrebbe abusato di lei, l'uomo è stato arrestato. E caccia all'uomo, a Reggio Calabria, ricercato un pregiudicato 42enne che ha dato fuoco all'ex moglie. La donna è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Rinviata alla prossima seduta la legge sulla preferenza di genere, forti tensioni in aula, maggioranza sfilacciata. Cosa c'è di vero sulla spesa dei fondi comunitari in Calabria? Continua il balletto di cifre, l'europarlamentare Ferrara, ai calabresi va detta la verità. Neve a bassa quota e disagi per il forte vento in tutta la provincia di Cosenza, scuole chiuse a Casali del Manco, Castrovillari e Morano. Istituito l'osservatorio regionale per la dislessia, avrà sede a Rende, lo ha deciso il governo regionale. Ancora buonasera dalla redazione del TG10 in apertura di questa edizione del nostro giornale. Una brutta storia che arriva da Cosenza, dove un uomo di 68 anni avrebbe abusato della figlia della convivente. La ragazzina oggi ha 13 anni, ma gli abusi sarebbero iniziati quando la bimba aveva appena 10 anni. Adesso l'uomo è stato arrestato dalla polizia. Una storia di violenze e di abusi. A soli 10 anni l'orco era colui che avrebbe dovuto accudirla e proteggerla mentre la mamma era via, il convivente che in pochissimo tempo è diventato da Patrigno ad Aguzzino. Arriva da Cosenza questa triste storia di maltrattamenti e perversione che, grazie alla solerzia degli agenti della terza sezione reati contro la persona in danno di minori della mobile, hanno chiuso il cerchio in poco più di una settimana. Da 3 anni a questa parte venivano posti in essere da parte di quest'uomo, questo individuo, questi gravi atti sessuali, naturalmente il tutto all'insaputa della convivente. La donna sempre naturalmente quando la ragazza era sola in casa, la ragazza ormai era completamente soggiogata dal patrigno, al punto tale che lui l'aveva condizionata, l'aveva anche fatta, ne aveva causato l'allontanamento da una palestra presso cui la ragazza si era iscritta, adducendo alla madre, cosa naturalmente falsa, delle presunte molestie fatte dal titolare della palestra. A un certo punto aveva anche minacciato la ragazza di toglierle il telefono cellulare, la soggiogava in tutti i modi, fino al punto in cui la ragazza, ormai esasperata, condizionata e atterrita da questo comportamento del patrigno, ha trovato la forza di dirlo alla madre. Dopo il racconto della ragazzina ha allontanato il convivente, che però, non contento, ha minacciato entrambe per evitare che si rivolgessero alle autorità competenti. Adducendo anche i suoi trascorsi giudiziari, il suo essere stato in carcere, l'ha minacciata fortemente sia lei che la figlia, tentando di scoraggiarle dal rivolgersi all'autorità. L'uomo, un 68enne con precedenti, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Cosenza grazie alla denuncia dell'ex convivente e della giovane che ha avuto la scaltrezza di raccogliere prove tangibili per inchiodare l'orco. Era molto provata, aveva difficoltà e veramente una palese vergogna a raccontarci tutto quanto. Le avance erano sempre più gravose, più esigenti, e quindi questo le ha fatto capire che doveva scuotersi dal torpore in cui era caduta. Ha ragionato con una logica estrema, perché ha messo la situazione, anche noi investigatori, davanti ad una situazione per cui il nostro compito è stato proprio quello poi di dare supporto a quello che già lei ci ha dato, perché le immagini, per quanto erano riduttive rispetto all'evento, ma comunque sia era chiaro che sussisteva questa situazione molto grave. Ha riportato ustioni gravi la donna che stamattina a Reggio Calabria è stata aggredita all'interno della sua auto, data alle fiamme dall'ex marito. L'uomo, un pregiudicato, adesso è ricercato dalla polizia.
Eccolo l'uomo ricercato dalla polizia, si chiama Ciro Russo, ha 42 anni, corporatura robusta, alto 1,90 m, si è allontanato a bordo di un'auto, una Hyundai di colore grigio scuro, di cui vedete la targa. È stato lui questa mattina a Reggio Calabria a dare fuoco all'auto all'interno della quale si trovava l'ex moglie. È accaduto dinanzi al liceo artistico sotto gli occhi degli studenti, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile. Il 42enne pregiudicato, evaso dai domiciliari, originario di Ercolano nel napoletano, si è avvicinato alla donna che ha tentato di fuggire, ma è finita con l'auto contro un muro. È stato a questo punto che l'ex marito ha cosparso la macchina di liquido infiammabile, appiccando il fuoco e dandosi alla fuga. La donna ha riportato gravi ustioni, è stata soccorsa e portata agli ospedali riuniti e caccia all'uomo. Non si esclude che anche lui possa essere rimasto ustionato. Volanti, agenti della mobile stanno setacciando la città. Intanto la notizia è rimbalzata sui media nazionali, ennesimo episodio di violenza in una preoccupante escalation. Le statistiche rivelano che ogni settimana in Italia muoiono in media 3 donne vittime di femminicidio. Lasciamo per il momento la cronaca, rinviata alla prossima seduta la legge sulla preferenza di genere, forti tensioni in aula, maggioranza sfilacciata. Vediamo. La riunione del Consiglio regionale? Ci vorrebbe una domanda di riserva, perché nel corso dell'assise è accaduto di tutto, finanche un alterco fra il consigliere Gallo e il presidente Oliverio, che si è consumato al grido di ridicolo che il governatore ha più volte indirizzato al consigliere di opposizione, autore di un affondo forte nei confronti di Oliverio sull'argomento del giorno, la doppia preferenza di genere. Già, l'attesa approvazione della legge che ancora una volta ha registrato il nulla di fatto. Se ne riparlerà nella prossima seduta, ma non è questo il problema, bensì un po' di cosette avvenute nel corso della discussione. Per esempio, il no convinto di Orlandino Greco, che si traduce in un'altra grana, non prevista per la maggioranza, che fa il paio, ma questa volta non è una sorpresa, con l'affondo di Carlo Guccione, che vi proponiamo in questo video. Vogliamo renderci conto che oggi è accaduto un fatto politico di grande rilevanza, non abbiamo i numeri. Cari amici e colleghi del centro-sinistra, di questa maggioranza, non abbiamo i numeri e grazie alla responsabilità del centrodestra oggi abbiamo trovato una soluzione, perché il centrodestra poteva far emergere, abbandonando l'Aula, che noi non saremmo stati in grado di approvare questa legge. Lo ha ribadito Tallini, e quante volte ci siamo trovati in queste condizioni? E ancora qui si alzano i toni della voce e si fanno le prove muscolari e poi scappare. Basta. Centro-sinistra prenda atto che non abbiamo più la maggioranza in questo Consiglio e si prenda atto che è necessario un patto di fine legislatura. La Calabria ieri non ha dimostrato di essere all'altezza, di questa norma, che è una norma che non è solo richiesta dalle donne, è una norma che dà diritto ad avere una parità di genere e quindi dovrebbe essere una norma che dovrebbe essere garantita soprattutto dagli uomini. Il fatto che ieri il Consiglio regionale abbia terminato una discussione così come mi hanno detto, in quel modo denota ancora che forse bisogna fare qualche passo in avanti rispetto anche alle sensibilità che si deve dimostrare poi concretamente su questi temi. Il Consiglio regionale non ha dato un bel esempio ieri alla Calabria. Noi auspichiamo che il 25 pare che sia stato convocato il Consiglio regionale per discutere della legge, sia quello definitivo. Stiamo pensando anche di aiutare i consiglieri regionali con un presidio per chiedere al Consiglio regionale della Calabria di porre fine e di finalmente approvare questa legge che, ripeto, è una legge di civiltà che dovrebbe essere a tutela e garanzia di tutti e non solo delle donne. La vicenda relativa alla spesa dei fondi comunitari, ebbene, continua il balletto di cifre, interviene l'europarlamentare Laura Ferrara che dice ai calabresi va detta la verità.
Ho interrogato la Commissione europea sulle carenze dell'autorità di audit calabrese. Si tratta del sistema di gestione e controllo della Regione Calabria sulla spesa dei fondi europei, che secondo i revisori della Commissione europea funziona parzialmente e necessita di miglioramenti sostanziali. La scarsa attendibilità del controllore quindi inficerebbe la qualità della spesa stessa. Nonostante le indicazioni della Commissione, infatti, l'autorità di audit avrebbe permesso alle autorità di gestione calabrese di far rientrare nella spesa POR 2014-2020 operazioni e progetti che avevano trovato copertura già su altre fonti di finanziamento precedenti, ma che risultavano già incluse al momento del decreto di ammissione al finanziamento al POR. Quindi chiedo di conoscere quali e quanti siano i progetti che potevano rientrare realmente nel POR 2014-2020. Il quadro calabrese in materia di fondi europei è sempre più preoccupante. Stiamo cercando di andare oltre la fumosa propaganda e la mancanza di trasparenza della Regione per raccontare la verità ai cittadini calabresi. L''ndrangheta in Veneto, blitz contro la cosca Grande Racri di Cutro, 33 le ordinanze eseguite. È il più grosso colpo inferto alla criminalità organizzata nel nord-est. L'operazione Camaleonte è scattata oggi alle prime luci dell'alba in diverse province del Veneto. Nel mirino degli inquirenti la cosca Grande Racri di Cutro. 33 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Padova e dai finanzieri di Venezia. Circa 50 le perquisizioni fra Treviso, Vicenza, Padova, Belluno, Rovigo, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone. Eseguiti anche numerosi sequestri per un valore complessivo di 20 milioni di euro. Le indagini avviate nel 2015 hanno consentito di documentare il modus operandi dei clan cutresi per infiltrarsi nel tessuto economico. I componenti della cosca avvicinavano gli imprenditori in difficoltà, prima con prestiti a tassi di interesse che arrivavano anche al 300%, poi si insinuavano nelle aziende controllandole dall'interno come soci, amministratori o dipendenti fino ad estromettere i legittimi proprietari, e quando l'azienda entrava nell'orbita della cosca veniva utilizzata per riciclare denaro sporco e produrre fatturazioni false. In alcuni casi tutto ciò avveniva con la connivenza di imprenditori veneti a cui la cosca consegnava periodicamente grosse somme di denaro. Quando però alcuni imprenditori hanno tentato di sottrarsi al gioco delle pressioni mafiose, sono stati minacciati e picchiati dagli uomini del clan. Le imprese controllate con le false fatturazioni e l'evasione fiscale hanno provocato un danno in termini di concorrenza alle imprese sane stimato in 8 milioni di euro. Adesso 13 persone sono finite in carcere, 14 ai domiciliari. Per 6 è stato disposto l'obbligo di firma, mentre per altri 6 è scattato l'obbligo di non esercitare impresa per 12 mesi. Le accuse per gli indagati sono di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. E ammonta a 10 milioni di euro il valore dei beni confiscati ad un imprenditore crotonese considerato vicino alle cosche. L'operazione è stata denominata Lea perché sono state utilizzate nel corso delle indagini delle dichiarazioni rese da Lea Garofalo. Nel nome di Lea Garofalo, l'operazione della Guardia di Finanza di Crotone è stata denominata Lea in memoria della testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta nel 2009, non una semplice commemorazione ma un segno di riconoscimento, perché le indagini che hanno portato alla confisca di beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 10 milioni di euro si sono basate anche sulle dichiarazioni rilasciate dalla Garofalo. Informazioni che sono state utili ai finanzieri del comando provinciale di Crotone per delineare le accuse a carico di Natale Garofalo, l'imprenditore detenuto agli investigatori in affari con l''ndrangheta crotonese. Il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione misure di prevenzione su richiesta di DIA catanzarese, ha riguardato 4 aziende operanti nel settore edile, situate a Petita Policastro, nel Crotonese e Crotone, un immobile nel Milanese, sede amministrativa di un'attività economica pure confiscata, oltre a rapporti bancari, cassette di sicurezza, titoli, libretti di risparmio, buoni fruttiferi intestati all'imprenditore e alla moglie Maria Cardamone. I classici pedinamenti e le osservazioni, coordinate con gli accertamenti bancari, gli approfondimenti sulle operazioni sospette e il controllo economico del territorio da parte delle Fiamme Gialle crotonesi hanno supportato le indagini coordinate dal procuratore Gratteri e dal sostituto Guarascio, permettendo di applicare la normativa antimafia che prevede l'applicazione di misure di prevenzione a carico di soggetti ritenuti dediti a traffici delittuosi o che per condotte o tenore di vita si pensi possano vivere con proventi di attività illecite.
Freddo, vento, neve e disagi, colpo di coda dell'inverno, tante le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco, scuole chiuse in diversi centri della provincia di Cosenza. I fiocchi di neve sugli alberi in fiore, così stamattina si sono svegliati i cittadini di Casali del Manco nel Cosentino, dove le scuole sono rimaste chiuse. L'ondata di freddo è arrivata nella notte ed ha interessato l'area nord della Calabria. Temperature in calo e disagi, nevicate in alcuni casi copiose nei centri abitati al di sopra dei 600-700 metri. Lo chiamano colpo di coda dell'inverno. In Sila, tra Tamigliatello e Lorica si sono registrati in mattinata più di 20 centimetri di neve. Mezzi, spargisale e spazzaneve al lavoro, le strade sono percorribili e già in tarda mattinata le condizioni sono migliorate, scuole chiuse anche a Castrovillari e Morano. Sulla 2 del Mediterraneo, a causa delle fortissime raffiche di vento, ribaltati 2 mezzi pesanti nei pressi dello svincolo di Frascineto. L'arteria stradale è rimasta chiusa diverse ore, necessaria una gru per rimuovere i camion e soccorrere i camionisti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Numerosi danni sulla fascia ionica del Cosentino tra alberi, pali caduti e distacco di alcuni guardrail. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nelle prossime ore, ma gli esperti avvertono la settimana sarà tipicamente invernale. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Convalidato l'arresto per il sedicenne ritenuto responsabile dell'omicidio dello zio Giuseppe Caterisano, imprenditore 67enne assassinato davanti alla sua abitazione in località Capobianco di Caporizzuto nel pomeriggio dell'8 marzo scorso. Al termine dell'udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, i carabinieri del nucleo investigativo, coadiuvati da quelli della tenenza di Isola Caporizzuto, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare. Il giovane è stato così portato nel carcere minorile di Catanzaro. Auto in fiamme su via Misasi a Cosenza, ha scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente domato l'incendio, impedendo che le fiamme raggiungessero anche le altre autovetture vicine. Rinvenute delle monete antiche durante gli scavi per le opere complementari al nuovo ospedale di Vibo. I lavori sono adesso monitorati da un'archeologa della soprintendenza, avviate le indagini archeologiche sulle monete ritrovate. Coinvolto anche un calabrese nel maxi traffico di anabolizzanti, tra gli 11 arrestati un 31enne di Soverato. L'inchiesta avviata dalla Procura di Enna riguarda un'organizzazione attiva in 6 regioni italiane e con ramificazioni nei paesi dell'est, scoperto anche un laboratorio di sostanze dopanti. Denunciato dalla polizia di Lamezia Terme un 30enne incensurato che, dopo essersi introdotto all'interno della biblioteca comunale in piazza Campanella, ha danneggiato circa 30 libri presenti tra gli scaffali. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato sorpreso a frugare tra diversi volumi, intento a fotocopiarne alcuni di giurisprudenza e a danneggiarne molti altri, pare come atto di protesta contro il reddito di cittadinanza. Istituito dalla Regione, l'Osservatorio per la dislessia sarà operativo a Rende. La notizia ufficializzata nel corso di una conferenza stampa nella Sala Oro della cittadella regionale dalla risposta ai dislessici e alle famiglie. La Regione ha ufficializzato la predisposizione di un decreto dipartimentale che istituisce l'Osservatorio regionale sulla dislessia e che individua nel distretto di Rende la struttura di coordinamento regionale, essendo la struttura che da diversi anni svolge le primarie attività in questa direzione. I disturbi dell'apprendimento, spesso ignorati e sottovalutati, al centro della 2 giorni di alta formazione in programma il 14 e il 15 marzo nell'Aula Magna all'Università della Calabria, iniziativa finanziata dalla Regione nell'ambito della legge 27 sul diritto allo studio. Giunto alla 3ª edizione, lo scorso anno il meeting ha registrato 800 presenze, insegnanti e personale sanitario chiamati ad affrontare una delle emergenze del nostro tempo. Quest'anno viene non solo riproposto, ma addirittura con un finanziamento raddoppiato. Questo perché nell'ambito delle politiche per l'istruzione noi stiamo ponendo grande attenzione proprio sulla questione dei disturbi dell'apprendimento, sapendo che c'è un problema aperto nel mondo della scuola,
perché i disturbi dell'apprendimento, che sia il deficit di attenzione, piuttosto che la dislessia, piuttosto che la discalculia, dovrebbero essere individuati precocemente e invece non lo sono o raramente lo sono, perché proprio gli insegnanti non hanno gli strumenti professionali, non sono attrezzati professionalmente per riconoscere i segni di questi disturbi. Il progetto voluto dall'associazione Potenziamenti è stata la presidente nel corso dell'incontro con i giornalisti a raccontare la sua vicenda personale. Ho una diagnosi di disturbo di attenzione e concentrazione molto tardiva, in tarda età sono riuscita a comprendere il perché non ho ultimato neanche i miei percorsi di studio. Obiettivo dunque è la diagnosi precoce. E adesso a Casali del Manco per parlare di autodifesa femminile. Io vado solo ad aprire la mia mano, quindi non tengo la mano chiusa, ma bensì apro la mano e vado col mio busto verso di lui e ruoto il mio busto. Da dove esco? Esco da dove c'è la pinza di 2 dita. In questo caso le 2 dita che fanno forza sono qua. Se io cerco di uscire di qua, lui mi contrasta perché è una persona più forte e riesce a contrastarmi. Se io ruoto e vado dalla pinza da dove ci sono le 2 dita, non riesce a tenere. Così ci si impara a difendere dagli abusi, questo è lo scopo dello stage di tecniche di autodifesa femminile, colpo su colpo, per sensibilizzare i giovani sulla violenza di genere. È un momento per noi significativo perché si inserisce all'interno di un percorso educativo che stiamo svolgendo dall'inizio dell'anno. I nostri alunni a cadenza periodica sono stati invitati a partecipare a dei momenti di formazione sia per quanto riguarda l'educazione alla salute, l'educazione e i corsi di primo soccorso e adesso questo momento dell'autodifesa. Quindi per noi si inserisce in un percorso che ha una valenza duplice: educazione alla salute, formazione alla sicurezza e aggiungerei anche un terzo aspetto, la cittadinanza attiva, che per noi è un elemento irrinunciabile. Nell'Istituto Comprensivo di Casali del Manco 2 tantissime le ragazze che hanno voluto prima comprendere e poi vedere in maniera pratica come ci si può difendere da eventuali aggressori. Cercherò di dare delle piccole informazioni a livello di prevenzione della violenza, perché quella psicologica è quella che viene prima di quella fisica, quindi cercherò di dare delle piccole informazioni a livello di autodifesa, quindi psichica e verbale, quindi rendersi conto di quali sono i primi segnali che i ragazzi, le donne, anche gli adulti, qualsiasi persona possa cogliere prima che arrivi la violenza fisica. Prima il dibattito alla presenza del vice sindaco di Casali del Manco Federica Paure e di numerosi esperti, poi la prova pratica mostrata dagli istruttori, il tutto coordinato dall'associazione Semplicemente Donne. Fare sensibilizzazione negli istituti proprio perché l'età dei ragazzi in cui riescono a carpire maggiori attenzioni, hanno curiosità e quindi si avvicinano e riescono a comprendere quelle che sono le problematiche della violenza, quello che noi vogliamo appunto trasferire loro è il rispetto attraverso questi incontri. E adesso le previsioni del tempo. Correnti fredde in arrivo da nord hanno riportato condizioni di tempo invernale anche sulla nostra regione, dove la colonia di mercurio sta crollando sensibilmente rispetto alle scorse ore e la neve è tornata a cadere sui monti. Domani poco parzialmente nuvoloso, in serata tendenza ad aumento della nuvolosità sui settori tirrenici cosentini, con associati piogge, temperature in aumento nei valori massimi, fredde le minime al mattino con possibili gelate nelle valli interne. Passiamo al comportamento di mari e venti, mari poco mossi o mossi con venti deboli o moderati che inizialmente da nord tenderanno a rotare da sud-sud-ovest. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.